È finito fuori strada ed è andato a impattare contro un muretto che delimita la carreggiata, morendo sul colpo. Il tragico schianto è accaduto ieri sera a Farra di Soligo verso le 21. A perdere la vita Michele David, di 46 anni, originario di Venezia ma da tempo residente a Miane. L'uomo, alla guida di una Toyota Yaris, è finito fuori strada all'incrocio fra via Barche e via Cavallotto in località Campea. A Miane la notizia della morte di Michele è stata appresa con molto stupore dai tanti amici che frequentava e che stamattina hanno portato dei fiori sul luogo dell'incidente. La sbandata si è verificata con ogni probabilità mentre il 46enne scendeva da Guia verso via Canal Novo, mentre percorreva la strada che collega il centro abitato di Campea a quello di Col San Martino. Nella curva con via Cavallotto la fuoriuscita fatale e lo schianto contro un muro di contenimento di 40 centimetri completamente sbriciolato dal forte impatto. L'auto si è fermata sopra il muretto, a terra ancora alcuni pezzi della carrozzeria, compresi i fanali. Sul posto è giunto in breve tempo il SUEM 118, i medici però, dopo lunghi tentativi per rianimare il 46enne, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Troppo gravi le lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Autostrada di Vittorio Veneto e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. La polizia ora dovrà stabilire quali possano essere le cause che hanno provocato la fatale uscita autonoma di strada. Non si esclude il malore o l'asfalto reso viscido dalla leggera pioggia caduta nella zona proprio in serata.